Allora, torniamo alla risoluzione della questione ai sensi dell'articolo 507, Pubblico Ministero, il suo parere? Sì, Presidente, ho visto quali sono gli atti di cui la difesa chiede la produzione. Due blocchi, diciamo, con riferimento al primo blocco, ai primi tre provvedimenti, io presto il consenso subordinato però all'acquisizione integrale, naturalmente, della versione integrale dei tre provvedimenti, perché ci sono solo degli estratti ed è giusto che vengano acquisiti i tre provvedimenti nella loro versione integrale. Con riferimento al secondo blocco, anche in questo caso presto il consenso, ma subordinato alla produzione di un'altra sentenza che riguarda la medesima situazione, in particolare è la sentenza della quinta sezione della Corte di Cassazione numero 35904 del 2020, udienza del 12/10/2020. Quindi, come dire, che ha con lei a disposizione? Questa sentenza io ce l'ho con me, però non è producibile, nel senso che ce l'ho su un formato, diciamo, sul cellulare. Posso provare in qualche modo a mandare un'email a qualcuno se la stampano. Questo per quanto riguarda la vicenda Cretarola, diciamo. Per quanto riguarda gli altri tre provvedimenti, quindi quel procedimento penale che citava il difensore, naturalmente si chiede la produzione solo di un estratto. Io chiedo che vengano acquisiti nella loro interezza i provvedimenti. Allora, intanto ce li può... No, per la precisione, Dica, perché questa sì. è la richiesta. Noi abbiamo prodotto gli atti imputativi e il fatto processuale, ovviamente, non le motivazioni che, essendo tra l'altro anche potenzialmente discutibili, sono diverse. Certo, non chiedo l'acquisizione della richiesta del pubblico ministero, ma il capo di imputazione che ha fatto, che è un fatto, e l'esito di quel capo di imputazione, a dimostrazione di un fatto, e cioè che è stato imputato di violazione del 74 e 416 bis, e il Tribunale del riesame, il GIP prima e il Tribunale del riesame, non hanno accolto quella prospettazione. Io voglio dimostrare un fatto, se no farei come il pubblico ministero con le sentenze di 238 bis, le motivazioni che sono state spese, anche perché magari non sono neppure definitive. Presidente, ma per dimostrare il fatto dobbiamo, dobbiamo essere completi, nel senso che il GIP non è che ha rigettato il 416 bis, ha detto che c'è il 416 bis e, come dire, non ha applicato la misura sulle esigenze cautelari. Quindi ecco perché io chiedevo la completezza degli atti, così come il riesame con riferimento al 74 ha revocato il 74, ha annullato l'ordinanza con riferimento al 74 dicendo che c'è il 416 bis. Ecco perché io chiedevo, come dire, che gli atti fossero a disposizione nella loro interezza del Tribunale, perché il Tribunale abbia contezza di tutto quello di cui si chiede l'acquisizione. E su questo punto la difesa non ho compreso, non ha interesse a produrre... È chiaro che no. Quello che è il mio interesse è quello di dimostrare quello che vi ho anche finito di discutere lungamente, e cioè che qua si gioca su tavoli diversi e in questo tavolo si sta giocando una partita che si è appena finita di perdere in un altro. Questo è il fatto che mi interessa. Dopodiché farà il Tribunale le sue valutazioni. Allora, cortesemente, Avvocato Spigarelli, ce le può dare, in ogni caso il Tribunale si riserva, quindi la valutazione... Presidente, domani mattina, se il Tribunale decide oggi su questa riserva, io domani mattina vi faccio avere gli atti, così, però chiaramente il mio consenso è subordinato soltanto a quelle modalità. Questo è tutto il compendio da produrre. Va bene, pubblico domani ministero. mattina vi faccio avere gli atti completi. Comunque, per ora ci riserviamo, vediamo se a fine udienza. E un'altra cosa, invece, sull'acquisizione di quei certificati penali, abbiamo detto, ricordatemi voi, nominativi, De Santis e Mero, che cosa... Sono osservazioni su quel profilo, diciamo, poi deciderà il Tribunale, io mi rimetto alla valutazione del Tribunale. Va bene. Non rientra, come dire, all'interno di quello che prevede l'articolo 507 del Codice di procedura penale, quindi non è assolutamente necessario ai fini del CIDE, quindi il tema è quello. Va bene, allora il Tribunale si riserva all'esito al termine dell'udienza e prego Avvocato Spigarelli, può proseguire. Sono rapido anche perché largamente ne ho alluso nel corso dell'introduzione su due ultime questioni di carattere processuale con un riferimento giurisprudenziale preciso in ordine alla cosiddetta usura della prova.
Allora, prima questione, Presidente, è frutto di una decisione del Tribunale. Il Tribunale ha ascoltato, e adesso poi andremo a rivedere le loro dichiarazioni, i collaboratori di giustizia ritenendole dei testimoni. Io ritengo che quella decisione vostra sia una decisione, anche alla luce di quello che poi è stato argomentato nel corso del tempo, errata come modalità di assunzione della prova, e lo ritengo perché solo leggendo le prime domande che sono state fatte a tutti questi dichiaranti emerge chiaramente che il tipo di informazione che si chiede a costoro è legata strettamente ai reati che costoro hanno commesso, di cui sono stati imputati, perfino a qualcosa di cui potrebbero essere imputati e non lo sono stato ancora. E questo con riferimento proprio al tipo di informazione che si chiede sulla persona di Michele Senese. Il meno che si può dire è che i fatti che raccontano, pur slabbrati come sono fatti che hanno appreso nel corso di attività criminose a cui loro stessi partecipavano. Quei testimoni sono collaboratori di giustizia, ma anche qui c'ho una prova del 9, cioè l'argomento che tutto sommato mi dà ragione, anche se mi dà ragione ex post. Naturalmente il pubblico ministero vi ha invitato con quell'invocazione alla convergenza del molteplice, anche se io non condivido poi contenutisticamente come è stata fatta, a trattare quei dichiaranti per quel che sono. Tant'è vero che ha fatto riferimento alla necessità di riscontri, ha fatto riferimento alla convergenza del molteplice e tutto quello a cui abbiamo fatto riferimento prima. Insisto a dire, voi dovreste rivalutare quella vostra decisione, perché rientra nella legalità del processo anche le modalità attraverso le quali viene veicolato il contributo informativo di persone che sono sicuramente testi deboli che ho ricordato, ma anche testi interessati, e dunque devono essere valutati per quello, ma anche ascoltati nelle maniere 210 o 197 bis che il codice prevede. Accanto a questo debbo rilevare che, se fosse possibile, è successo qualcosa di ancora più significativo. Voi ricorderete che noi ci siamo lamentati nel corso del processo per il fatto che molte delle dichiarazioni a cui si faceva riferimento sono state depositate dal pubblico ministero a disposizione delle difese dopo la fase di discovery, cioè tra virgolette facendo quello che il codice per principio non permette, cioè tirando fuori una, chiamiamola così, prova a sorpresa, e per sovrammercato e ancora di più a rendere ancora più esile il peso probatorio dell'esito processuale, cioè dell'assunzione dichiarativa. Non soltanto ci si è complicata la vita selezionando le dichiarazioni precedenti dei collaboratori, ma poi nella forma si è data una informazione che è un'informazione paradossale. Noi abbiamo una serie di verbali che erano verbali omissati, in qualche caso addirittura talmente omissati, e questi li avete pure acquisiti, in cui risaltava o risultava una frase sola su 100 pagine di verbale acquisito. Ora, io torno a invitarvi a riflettere sulla posizione che assume l'attore di una cross examination, che ha come suo obiettivo fondamentale e primario quello di, secondo quella valutazione a tre tempi, comunque incidere nella credibilità soggettiva del dichiarante, a cui si sottrae sostanzialmente la maggior parte delle dichiarazioni da cui potrebbero emergere elementi che possono essere utilizzati in questo senso. So perfettamente che poi la spiegazione che viene data, però la Corte di Cassazione ci sta cominciando a ripensare. Nel processo Caridi la seconda sezione della Corte di Cassazione ci ha ripensato, e giustamente, anche perché è facile disvelare la mancanza di ragione di quegli omissis che vengono giustificati, voi lo sapete meglio di me, per tutela delle esigenze investigative generalmente, deposito il verbale del dichiarante, ma è ampiamente omissato perché nel frattempo stiamo facendo indagini che non possiamo scoprire, e allora te ne do un pezzo, e nel bilanciamento dei valori in discussione possiamo accettare il sacrificio. Ma quando mi danno dei verbali omissati che rimontano a 15 anni fa, questa spiegazione non regge più e rimane solo la verità, e cioè che è una maniera per dare un'informazione frammentata, che è una maniera per dare un'informazione che non permette proprio quella interazione
falsificazionista che dicevamo della cross examination, ci mettono in un angolo, e ci mettono in un angolo senza motivazione, ci mettono in un angolo senza che si possa comparare l'esigenza di tutela di investigazioni. Se in uno di quei verbali, come è successo per Credarola poi successivamente, Tizio Caio avesse detto qualche cosa di francamente incredibile, sarebbe stato importante per voi valutarlo e per noi potervelo far valutare. Tutto questo non è avvenuto, ma ripeto, lo sottolineo perché cominciamo ad avvicinarsi pian piano proprio alle dichiarazioni vive dei collaboratori di giustizia, ma che questa eccezione, questa sottolineatura sia vera, voi lo potete oggi ex post anche valutare solamente verificando, per esempio, che in dibattimento il PM ha contestato a Cassia una dichiarazione del verbale del 10 settembre 2012 omissato. A parte il fatto, io mi ci accaloro sempre, molto spesso noi troviamo dei verbali che sono omissati, e anche in questo caso avviene, perfino nelle domande. Ora voi sapete perfettamente bene, con un vulnus che qualcuno ha sottolineato, che nel corso delle indagini gli inquirenti, ma anche gli avvocati nelle investigazioni difensive, anche se quelli non lo fanno perché sanno di poter rischiare la pelle professionale se qualcuno interpreta male, le domande suggestive, cioè i suggerimenti delle risposte, sono ammesse. Tant'è vero che si è sempre detto che la domanda me la devi verbalizzare, non mettere a DR risponde, perché sennò non si capisce bene il peso della risposta. Ebbene, in questo caso, guardate Cassia, quel che è avvenuto, tanto per dire la prova provata del fatto che non è un'eccezione senza offesa, è un'eccezione con offesa. Identica questione per quanto riguarda Ferrara, e ancora identica questione per quel che riguarda un verbale che è totalmente omissato, se non in alcune piccole parti. Io la reitero, quella nostra eccezione, spero che ci rifletterete in Camera di Consiglio. E chiudo con le questioni di carattere generale per andare al cuore dei collaboratori, con un'altra questione che a me sembra per la verità insuperabile. Noi abbiamo tutta una serie di riferimenti che vengono fatti dai collaboratori di giustizia che molto spesso sono il flusso di voci correnti e di parole riportate che non vengono confermate dalla fonte diretta o rimasticature di notizie apprese sui giornali. Però dobbiamo andare a guardare, rispetto a quelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, una questione che è secondo me centrale, e cioè quella che riguarda il riferimento temporale a cui i collaboratori di giustizia si riportano. Perché se voi verificate rispetto al capo di imputazione la prova doveva riguardare quello che era avvenuto fine 2016, 17 e 18, vi renderete conto che già a questo primo vaglio il problema è un problema significativo. Ma non c'è solo questo, c'è anche qualche cosa che possiamo, come dire, ritenere rientrante nella problematica della usura della prova. E cioè sostanzialmente noi ci troviamo di fronte a prove che sono già state spese in altri procedimenti penali. E qui finalmente la Corte di Cassazione, sentenza 28 gennaio 2020, 78-70, ha cominciato a riflettere su questa questione. Perché, ed è ben vero che in questo caso scelgono di non contestare il 416 bis ma un succedaneo come l'aggravante relativa. Però attenzione, la Corte di Cassazione ha cominciato a sottrarsi a questo gioco, ha cominciato a dire attenzione, non è possibile che tu fai riferimento al contenuto delle dichiarazioni di un collaboratore che si fermano nel tempo ad un determinato momento e si consumano magari ad un esito assolutorio e poi riprendi le medesime circostanze, le medesime dichiarazioni sul medesimo tema probandum e con più o meno acrobatiche evoluzioni nel corso del tempo
le poni a base di una richiesta di condanna come se rinnovassi la prova o la validità temporale di quella prova. In caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o direzione di organizzazione mafiosa, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui al 416 bis, ma non vi fate ingannare dalle etichette, concluso con sentenza assolutoria in relazione a un differente arco temporale, è subordinato alla circostanza che quegli elementi riguardano comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengono invece al periodo coperto dal giudicato. E attenzione, qua di giudicati ce ne avevamo a bizzeffe nel periodo che ha riguardato quella determinata spezzone temporale. Esiste un limite logico, oltre che giuridico, al numero di volte per la quale, come dire, una prova morta a cui abbiamo celebrato il funerale in un determinato processo, poi viene riportata in vita per fare un altro processo e tentare di rianimarla. E questo è quello che in questo processo è successo in maniera massima. Si è andati a riprendere dichiarazioni che erano state fatte in precedenza e le si sono attualizzate, ma non perché quelle dichiarazioni fossero attuali o riferite al periodo temporale successivo, no, assolutamente no. E allora si consuma anche la prova da questo punto di vista. Però si dirà, va bene, queste sono le solite questioni che voi fate perché vi sottraete all'analisi punto per punto dei collaboratori. E allora io l'analisi punto per punto dei collaboratori la devo fare, anche se la farò rapidamente, per verificare se, come dire, quel momento processuale che è il controesame, che serve a, qualcuno dice stressare la prova, io dico testare la forza della prova, sia stato un momento che ha portato a determinati esiti. Vado collaboratore per collaboratore, parto da Cassia. Cassia che cosa dice? Dice, pagina 11 del verbale del 22 marzo 2021, ne ho sentito parlare come di un esponente di spicco, diciamo per quanto concerne i traffici malavitosi. Si diceva in giro che aveva fatto commettere un omicidio, domanda del PM. E lei questo da chi l'ha saputo? Ma voci di popolo, in carcere, voce di popolo, casca l'asino naturalmente. Allora si affretta il collaboratore che ha una certa esperienza giudiziaria a dire no, me l'hanno detto tali Gentile Restuccia per quanto riguarda la ipotesi di narcotraffico, o anche tal Maurizio il Tunisino, e qui il riferimento è a un presunto summit al quale avrebbe partecipato Senese nei contrasti tra Triassi e Fasciani. Allora, partiamo col dire, le voci correnti sono inutilizzabili, doverlo stare a ripetere in un'aula di tribunale è quasi frustrante. Restuccia e Gentile li abbiamo citati come testi di riferimento e hanno smentito il collaboratore Cassia qualificandolo quasi come un mitomane. Maurizio il Tunisino è persona non identificata e come tale è inutilizzabile il riferimento che è stato fatto dal collaboratore alla prova, diciamo, non verificabile, non testabile sotto la lente della cross examination. Ma c'è qualche cosa che mi interessa ancora di più sottolineare. Quando Cassia parla, dichiara di aver iniziato la collaborazione nel 2011, quindi depone, e questo sarà un leitmotiv che riguarderà molti dei collaboratori che sono stati presi in considerazione, depone su fatti che hanno una scadenza, come dire, cioè si fermano ad un determinato momento, e quel determinato momento, in questo caso è almeno un lustro prima del momento in cui abbiamo fatti da giudicare. Attenzione, non va più avanti di questo. I fatti a cui lui fa riferimento sono 2010, massimo 2011. Quando parla della gambizzazione di Triassi, addirittura il fatto risale al 2003.
io qui faccio anche una chiosa, attenzione. Guardate che il passare del tempo rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori, al di là dell'inquinamento dichiarativo che c'è anche per le notizie apprese successivamente, deriva anche dal fatto che su certe vicende la, come dire, informazione giornalistica ha inquinato, se possibile, la dichiarazione di chi parla. E allora, mettendo da parte quasi il 90% di quello che dice questo collaboratore, lui ci dà 3 informazioni. Michele Senese sarebbe il capo clan del Quadraro, un personaggio di spicco del narcotraffico a Roma e mediatore tra i determinati gruppi. E allora esaminiamo una prova per volta. In parte quello che dice non è utilizzabile, nell'altra parte attiviamo i meccanismi che sono i meccanismi del derelato, perché non è che dà informazioni in presa diretta, dà informazioni derelate. E allora verifichiamo che le sue dichiarazioni sono totalmente riscontrate per quello che assumono e addirittura oggetto di riscontro negativo per quanto riguarda il narrato. Qua vado molto veloce perché so che ne ha già parlato Domenico Leto e quindi non mi voglio sovrapporre a quello che dice lui. Però fa riferimento a diciamo un dialogo in carcere tra Michele Senese e tale Pinocchietto e dice: allora io facevo il fabbro nel carcere di Rebibbia, a pagina 20 del verbale che riguarda le dichiarazioni di Cassia, mi trovavo a dover fare una riparazione nella sezione, diciamo nel G12 bis, G12 normale, e quindi io ho sentito che dialogava con un'altra persona. Attenzione, quello che è importante qui non è tanto quello che racconta Cassia, quanto il fatto che racconta una circostanza che è sicuramente smentita da un dato che è stato introdotto, perché lui riferisce di un episodio in cui da un braccio all'altro, cioè da una finestra di un braccio di una prigione all'altra, a Rebibbia Nuovo Complesso, qui Michele Senese e Carlino, che poi sarà vittima di un omicidio che è stato attribuito a Michele Senese, dicono una determinata cosa. Perché, e noi lo abbiamo documentato e provato sul tema di prova della credibilità di questa informazione, noi abbiamo fatto una produzione documentale con una sentenza che dice testualmente: circa le dichiarazioni di Cassia si è accertato che corrisponde al vero quanto sostenuto dalle difese, cioè che i due, pur essendo codetenuti, non potevano essersi fisicamente incontrati. Quindi noi abbiamo documentato la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il presunto colloquio che si sarebbe svolto è un colloquio che non può mai essere avvenuto nella casa di reclusione di Rebibbia Nuovo Complesso. Questo perché, non vi faccio perdere tempo, perché i periodi di codetenzione di costoro non sono in grado di asseverare un colloquio di questo tipo. Cassia è smentito su questa questione, per tabulas. E allora, se Cassia da un lato fa dichiarazioni che, come abbiamo visto, sono dichiarazioni che per il 90% non riferiscono fatti così deponenti nel nostro processo, per il residuo è addirittura smentito da circostanze oggettive su cui non ha detto una parola la pubblica accusa. Questo è il collaboratore Cassia, e rispetto alla sua dichiarazione tiriamo alcune conclusioni, perché ahimè dobbiamo farlo collaboratore per collaboratore, perché qui nei processi se no voto per pieno si prende tutto. Non dice nulla sul cosiddetto profilo mafioso di chi che sia, se non il proprio. Non dice nulla
per quanto riguarda i MOC. Inizia a collaborare 10 anni fa, quindi almeno 7-8 anni prima della commissione dei delitti contestati, quindi non può dire nulla né sul tema probandum principale e neppure sul tema, come dire, indiretto della mafiosità, tra virgolette, di Michele Senese. La maggior parte dei fatti che racconta sono voci, non fatti specifici. Quando indica dei testimoni, i testimoni lo smentiscono perché gli danno anche del tossicodipendente prezzolato. Per il resto è un collaboratore di giustizia, non torno su quello che è già stato detto, che sarà risottolineato, che si limita a riferire voci. E aggiungo, perché è importante, perché è un provvedimento giudiziario, che noi abbiamo introdotto tra le nostre produzioni documentali la sentenza 56-125 del 2016, nella quale la Corte d'Appello di Roma formula su Cassia delle valutazioni quantomeno di parziale inattendibilità e che sono indice di inattendibilità e di scarsa credibilità del dichiarante. E poi un altro gruppo che sono Giuliano, Ferrara e Centore. Centore poi peraltro lo conosco bene perché diciamo, fui protagonista del processo milanese che poi ne determinò un certo proseguio. Allora, intanto cosa dice il primo? Giuliano. Abbiamo sentito il 22 e il 29 marzo dello scorso anno, ossia fa riferimento a una collaborazione sua, quindi a un materiale informativo diretto suo che si interrompe nel 2004. La data mi sembra abbastanza importante, sono 17 anni dal momento in cui parla. Dice, e questa è una valutazione che deve essere fatta in relazione poi al tipo di informazione probatoria che riferisce al Tribunale, che da quando ha iniziato a collaborare, cioè dal 2004, ha smesso di avere informazioni dirette e contatti con ambienti criminali. Lo dico solo come superfetazione, noi stiamo parlando di fatti che vanno dal 2016 al 2018. Questo per quanto riguarda la 2004. possibilità che questo collaboratore di giustizia dica qualche cosa che sia riferibile ai fatti avvenuti successivamente e ai fatti avvenuti successivamente a cui lui non ha contribuito direttamente. Che cosa dice? Dice che Michele Senese era un esponente dei Moccia di Afragola e sostiene che si era insediato a Roma e gestiva il traffico di stupefacenti. Però dice, io queste cose non le so direttamente, è un teste derelato. Da chi l'hai saputo? Dai miei compagni di allora, però fa un nome solo, Gennaro De Angelis. Qui è inutile che sottolineo a questo tribunale il dato, sto facendo una dichiarazione derelato, io ti chiedo la citazione del teste di riferimento, De Angelis viene e lo smentisce. Tra l'altro, a dimostrazione del fatto che attacca al somaro dove vuole il padrone, ricicla notizie che ovviamente non può che aver avuto successivamente, rimastica notizie giornalistiche che tra l'altro interpreta pure male, e dice che il fratello di Michele Senese era stato ucciso da Domenico Pagnozzi. Questa è una cosa che chi conosce la storia giudiziaria romana sa essere una sesquipedale bugia e dà una valutazione complessiva alla qualità di quello che dichiara. Allora, non soltanto Cassia parla di un periodo di tempo largamente antecedente al periodo di tempo Giuliano. che dovrebbe Giuliano. Che dovrebbe invece verificare. Non soltanto non è utile a
riscontrare la cosiddetta convergenza del molteplice, quello che invece ha riferito il test di cui ho parlato prima. Ma poi il bello è che, perché poi molto spesso quando pubblici ministeri chiosano quello che avviene in un dibattimento sembra quasi che tutte le energie vengano assorbite dall'esame, ma il controesame sia qualche cosa che non serve a dare informazioni probatorie al giudice. Gli chiedo fino a che data, nel corso dell'esame, del controesame 29 marzo 2021, pagina 56 seguenti del nostro verbale di dibattimento, dice, chiedo fino a che data secondo lui le associazioni camorristiche di cui lui ha contezza diretta, di cui può parlare, tra cui Moccia, Diafragola e la Nuova Famiglia sono esistite, e lui non ha esitazione a dire una cosa che qualifica poi il suo contributo probatorio, che dovrebbe essere attualizzato, anzi dovrebbe essere riferito a un periodo successivo, e dice non sono sopravvissute al 2004. Guardate la pagina 56 di quel verbale di udienza del 29 marzo del 2021. Non mi pare un dato di poco conto su cui si può scherzare, perché attenzione, anche questa è una delle prove dichiarative che il PM indica a dimostrazione del fatto che ci sia la concerteria mafiosa che fa riferimento a Michele Senese negli anni 2016, 17 e 18, ed ecco qua che il contributo di costui è un contributo che si pesa, e quando lo pesate arriva al nulla probatorio che vi ho appena detto. Ferrara è il collaboratore di giustizia il cui verbale è stato acquisito ai sensi dell'articolo 512. Attenzione, io non sono, ma come voi, in grado di valutare la bontà di quello che dice, perché lo sa, se qualcuno gliel'ha riferito, se lo sa perché lo desume da circostanze specifiche. Siamo alla negazione di ogni possibilità di difesa che riguarda me, ma che riguarda, se quella valutazione ha tre tempi, che è il Bedecker, la chiave di interpretazione, la misura del peso, della credibilità di un collaboratore di giustizia, riguarda anche voi che dovete dar credito e peso alle parole. Però il PM, tra l'altro, non è che, visto che ci dà a così tanta distanza di tempo l'integrale delle dichiarazioni di questo collaboratore di giustizia, perché ci dà un integrale che, per quello che ho visto io, un verbale che per quello che ho visto io si ferma a pagina 199. Stiamo parlando di un verbale del settembre 2008, cioè stiamo parlando di un atto, dunque, che anche per come è prodotto dalla pubblica accusa, come dire, si presta a delle valutazioni di evanescenza probatoria che sono in re ipsa. Non soltanto è amputato, non soltanto è datato, ma non è neppure nella forma integrale. Quindi non soltanto non abbiamo la possibilità di far fare, come è successo, la figura che alcuni di questi dovrebbero fare nella cross examination, ma addirittura non siamo in grado neppure di valutarne la integralità. E poi registro, diciamo, una notazione di colore, perché dice Senese è un uomo dei Moccia e sarebbe anche attivo nella gestione di una fabbrica di detersivi, circostanza che è rimasta là un po' così, non altrimenti provata. Centore io lo conosco bene, perché io fui uno dei protagonisti, andò bene la faccenda, di quel processo a cui si faceva riferimento oggi parlando anche di Angelo Senese, che si è svolto a Milano. E Centore, me lo ricordo bene, tra l'altro era uno che tutto sembrava meno che un camorrista, perché si presentava anche bene, inizia a collaborare nel 1999, ergo, con riferimento alla finestra temporale che noi abbiamo, diciamo, di mira, che è il nostro target, il nostro bersaglio, obiettivamente sa assai poco. E infatti, ma io di Michele Senese ne ho sentito solo parlare, non ho avuto modo di conoscerlo, so che stava in carcere, Gennaro a volte ne parlava.
E che cosa dicevano di Michele Senese? Ma adesso non ricordo le frasi, mi dicevano di Michele mi dicevano che era in carcere, ma in questo momento non mi ricordo. Ancora sottoposto, diciamo, al fuoco di fila. Ho detto e confermo quello che ho detto all'epoca. Gennaro, altro fratello Senese, mi parlava, io non ho avuto modo di conoscere Michele Senese, ma Gennaro mi parlava del fratello, era una persona di rispetto, una persona che se prendeva un impegno lo manteneva. Ma avete avuto modo di parlare? Gli fa il PM? Adesso come ho detto prima, non posso ricordare dopo 20 anni quante volte ne abbiamo parlato. E ancora, dottore, perché incalza il pubblico ministero, ecco, sa, ma diciamo Michele Senese parlava di vicende che riguardavano questi rapporti, queste attività. Dottore, io le posso dire che mi veniva detto, poi quale fosse la realtà non lo posso conoscere, questo vi ha risposto. Cosa le veniva detto? Mi veniva detto che Michele era a conoscenza di queste cose, ma io non ho mai parlato con Michele e quindi non posso dire che non so perché non ero presente. Gentore non sa nulla di specifico su Michele Senese, al massimo si ricicla voci di carcere. Attenzione, il PM gli fa delle contestazioni, il collaboratore di giustizia, nonostante la buona volontà, è costretto a insistere. Ma le contestazioni non sono prove, non ci confondiamo su questo. Perché, e questo lo abbiamo sempre detto, di fronte alla cosiddetta contestazione per la memoria, se il dichiarante continua a dire che non ricorda, la risposta è non ricordo, non è la contestazione che precede il non ricordo. Quando il PM insiste, chiede dei rapporti con la famiglia della famiglia Senese con i Moccia, risponde a pagina 28 del relativo verbale di dibattimento. Gennaro mi diceva di avere rapporti, ma io non posso confermarlo né smentirlo. Mi chiedo, perché questa è la storia delle dichiarazioni processuali di Gentore, ma come fa il PM nella sua requisitoria finale a porre alla base della richiesta di condanna nei confronti del mio assistito le dichiarazioni di Gentore? Qua ci troviamo di fronte a una prova che non c'è, non a una prova esile o contraddittoria dal punto di vista dichiarativo, proprio non c'è. Ancora, De Rosa, Leonardi e Leonardi. Allora, intanto qua diciamo quello che ho anticipato anche prima, attenzione che quando si tratta di circuiti informativi che poi arrivano tutti alla medesima fonte, è una regola minima e di base che non è che c'è una dichiarazione che si riscontra con un altro, cioè quando io e mio fratello diciamo la cosa perché io l'ho riferita a lui, non è che sono due dichiarazioni collaborative, la dichiarazione è una. E allora iniziamo da De Rosa. Anche lui sui fatti, questo è un leitmotiv trasversale, non ci può dire nulla, cioè sui fatti che sono i fatti imputativi di questo processo, ovvero correlativamente sul ruolo suppostamente criminale e di che tipo di Michele Senese, che peraltro è stato il più del tempo in prigione rispetto allo sviluppo della normale esistenza di un essere umano. Siccome costui inizia a collaborare nel 2013, Azione Tempo, rispetto alla finestra temporale che ci interessa in questo processo, non sa niente di direttamente appreso. Che cosa dice, sempre con riferimento al passato? Che Michele Senese avrebbe a che fare con le slot machine e che lui avrebbe saputo da Alfredo Leonardi che il padre aveva acquistato da Michele Senese delle VLT. Avrebbe anche saputo da tale Michele Silvestro che Alfredo Leonardi era in un meglio generalizzato contatto con Michele Senese e ancora Michele Silvestro gli avrebbe riferito che se Alfredo Leonardi ha avviato un business nel settore delle VLT è perché Michele Senese gliel'ha consentito. Attenzione, io mi fermo qui.
il tema mi sembra un po' estraneo a quella che è il cuore, il nucleo del nostro processo, però al di là di questo rilievo andiamo al controesame, perché molto spesso quando parla la pubblica accusa sembra quasi, ma deve essere una sorta di investimento fideistico nella propria funzione, che i testimoni quando rispondono al pubblico ministero lasciano traccia nel processo e poi, nonostante tutte diciamo, le costruzioni mentali, per dirla elegantemente, che noi facciamo sulla virtù gnoseologica della cross examination, la cross examination praticamente non viene neppure presa in considerazione. A foglio 69 dell'udienza del 29 marzo del 2021 Antonio Leonardi inizialmente conferma quello che ha detto al pubblico ministero, poi io contesto che ha affermato il contrario e non riesce a dare una spiegazione, perché qua è inutile che facciamo i convegni sulla cross examination, sulle virtù gnoseologiche del contraddittorio, ci riempiamo la bocca, poi quando il contraddittorio funziona la cross examination porta a casa dei frutti, siccome l'ha portati a casa la difesa allora non valgono niente. Gli contesto che aveva precisamente affermato il contrario dell'attivismo nel settore delle slot machine da parte di Michele Senese. Lui non riesce a spiegare questa discrasia e anche lui si rifugia nel derelato. Vi rammento, l'udienza è quella del 29 marzo 2021, i passaggi, perché molto spesso pure noi ci riempiamo la bocca di cross examination, poi quando la cross examination spreme una qualche verità e allora ce lo dimentichiamo, perlomeno ce lo dimentichiamo quasi sempre nelle requisitorie. Lei chiede, l'avvocato le sta chiedendo se Michele Senese trattava il settore giochi. Teste Leonardi, sì, io so che stava inserito nel settore giochi, aveva delle quote. Senta, sono andato a Leonardi, però mi sa che ho saltato un'altra cosa. Vabbè. Le contesto che nelle dichiarazioni che sono state fatte il 19 febbraio del 2014 lei ha detto testualmente: posso dire con certezza per esperienza che ho maturato nel settore giochi che Michele Senese non trattava questa materia. Ed è lei, Presidente, che gli dice: oh, guardi che ha detto il contrario. È lui: sì, non mi ricordo bene quello che ho detto all'epoca, però so con il fratello, l'ho detto prima, Claudio Cesarini, il Senese aveva rapporti che faceva anche lui quote slot machine, cioè le video slot. Allora però, intervengo io, Teste Leonardi, questo me l'ha detto il fratello di Claudio, questo Cesarini ha detto sì, Cesarino Claudio. E io gli dico espressamente: senta, io nelle dichiarazioni che lei ha reso nella stessa giornata a questo Cesarini Claudio non lo trovo proprio. Lei è la prima volta che parla di questo Cesarini, o ha già fatto dichiarazioni che lo riguardano? E lui dice sì, questo lo chiamavano Cacetti, l'ho definito così. Ora, io non mi voglio soffermare sul fatto che Cacetti e Cesarini o il contrario. Dico solamente che De Rosa dice che Michele Senese aveva venduto delle slot machine a Leonardi, che sempre Michele Senese aveva autorizzato Antonio Leonardi a inserirsi in questo ramo di attività, ma l'avente causa, cioè Antonio Leonardi, non conferma la circostanza. Dice di aver saputo da un terzo che Michele Senese aveva questi interessi, ma non dice mai di aver con lui interloquito sul punto né di aver acquistato delle videolotte, e neanche l'altro Leonardi, sentito, conferma. Quello che dice De Rosa, quindi, sul punto è smentito. A foglio 42 De Rosa riferisce di aver saputo da terzi, ma non ci dice da chi, e il PM non glielo chiede perché evidentemente non interessa, e non è che ho interesse a chiederglielo io perché è una dichiarazione che è anonima, è una dichiarazione che non ha nessuna valenza processuale, che su richiesta di Antonio Leonardi Michele Senese sarebbe intervenuto per calmare i Casamonica, intervento che sarebbe stato motivato dal fatto che, come gli disse Leonardi, Michele Senese era uno significativo, un pezzo da 90. Io ho già ricordato come il PM avesse omesso il verbale dei collaboratori di giustizia precedentemente, diciamo in fase antecedenti, molto spesso alla cross examination, per cui noi non siamo stati in grado di chiedergli nulla al proposito, però il dato, cioè di chiederlo a lui direttamente, a De Rosa,
Però abbiamo sentito entrambi Leonardi e questa circostanza è una circostanza totalmente irriscontrata. E allora residuano nella sua deposizione due spezzoni. Il primo è nettamente favorevole a Michele Senese. Foglio 44 della sua dichiarazione. PM, ma lei sa se si occupava pure di droga Michele Senese? De Rosa, che io sappia, nel senso che non mi è stato detto che lui si occupava in primis di droga. Quindi smentita di uno dei caposaldi delle dichiarazioni che dovrebbero invece valere nei confronti di Michele Senese. Il secondo è un po' più, diciamo, oscuro. Secondo questo collaboratore di giustizia avrebbe dato il placet ad Antonio Leonardi affinché entrasse nel mercato degli stupefacenti nel quartiere di Tor Bella Monaca aprendo 2 piazze di spaccio. Questo è un dato che potrebbe avere una sua significanza e sostiene di essersi accordato per singole forniture reciproche e per non pestarsi i piedi a vicenda, cioè per non rifornire gli stessi clienti già approvvigionati da Michele Senese. Attenzione, questo dato è un dato dissonante da quanto dichiarerà Antonio Leonardi. Quindi De Rosa e Leonardi sono in contrasto sul punto, non c'è convergenza nel molteplice, è claudicante la prova da questo punto di vista. De Rosa descrive Senese come in grado di poter concedere o negare permessi, ma che non si occupa però di stupefacenti. Leonardi invece dirà che si erano accordati per dividersi le piazze di spaccio e pestarsi i piedi uno con l'altro. De Rosa si riferisce costantemente a fatti su cui depone Leonardi e i loro fiancheggiatori, ma non collimano le dichiarazioni, quindi la mutual collaboration tra costoro non può essere operativa, eppure dovrebbe essere invocata per riscontrarsi l'uno con l'altro. Ma non solo, c'è anche qualche regola nell'apprezzare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, cioè noi sappiamo perfettamente che vi deve essere un requisito di indipendenza dalle fonti che vengono citate dal dichiarante. E allora questo non c'è nelle dichiarazioni di costoro. L'attivismo di Michele Senese negli stupefacenti, peraltro riguardo a fatti ampiamente antecedenti, peraltro senza mai dare una connotazione mafiosa che sarebbe importante al dichiarato di costui. Andiamo a Leonardi. Lo abbiamo sentito il 29 marzo del 2021, anche lui parla di un arco temporale molto antecedente alle contestazioni, non solo perché ha iniziato a collaborare nel 2014, ma anche perché dice espressamente, su domanda del pubblico ministero, che i rapporti, foglio 66 e 67 della dichiarazione di questo collaboratore, si sono conclusi nel 2010, quindi con un riferimento temporale che è di più di un lustro antecedente a quello che dovrebbe essere l'arco temporale che ci interessa in questo processo. Riferisce di rapporti tra Michele Senese e il gruppo cappeggiato da se stesso e l'interruzione di questi rapporti affardata dal 2010. Arretra anche nel tempo rispetto alla interruzione dei rapporti le circostanze che riferisce. Quali sono i rapporti? Dice intanto un accordo finalizzato a non pestarsi i piedi, come avevamo detto verificando il collaboratore di prima, nel momento in cui Leonardi inizia a lavorare a Tor Bella Monaca. Lui dice di essersi insediato a Tor Bella Monaca nell'anno 2006 e quindi, come dire, comincia assai ad arretrare rispetto all'attualità di una dichiarazione, il contributo dichiarativo e la sua valenza probatoria. Che cosa dice? Dice che Michele Senese era una persona molto rispettata nel panorama criminale romano e un fornitore di stupefacenti del quartiere di Tor Bella Monaca, SIC. Ora,
non mi pare che diciamo, questo sia il focus importante di quello che dovrebbe essere il contributo di questo collaboratore. Tra l'altro non mi pare che costui, cioè Antonio Leonardi, sia riscontrato in primis dal figlio, che pure riferisce cose che apprenderebbe come fonte diretta dal padre, e quindi con quella circolazione probatoria che dimostra la scarsa valenza, lo scarso peso della prova dichiarativa. Ma poi vediamo quello che avviene nel corso del dibattimento. Il testimone, perché esame e controesame molto spesso vengono valutati, come ho già detto, frazionatamente. Prendo quello che ha detto nell'esame o prendo quello che ha detto in controesame, senza pensare che esame e controesame fanno parte di una, come dire, tensione dialettica il cui risultato è unico, non è che va frazionato rispetto a quel che risponde a me e a te. Allora, il testimone si contraddice a proposito del numero di volte in cui avrebbe incontrato Michele Senese, non è poco. Prima aveva dichiarato che aveva visto 2 volte sole, poi invece nel dibattimento, perché il somaro viene attaccato dove vuole il padrone, comincia ad ampliare questa frequentazione fino a 3-4 volte. Però 3-4 volte dal 2006, data che ha riferito lui, al 2010 sono piuttosto poche. Dice espressamente, attenzione, egli è di pacifica estrazione camorristica, di non aver mai avuto rapporti con i Moccia quando stava a Roma e di aver già sentito parlare bene di Michele Senese prima di arrivare a Roma negli ambienti della famiglia Leonardi. Sarno, scusate. Guardate il foglio 70 dell'esame e controesame. Io gli faccio, lo chiamavano Piacetti, senta un'altra cosa, lei quindi torna a Napoli nel 2010, nel periodo in cui è stato a Roma, lei ha avuto rapporti con i Moccia, ha avuto rapporti con i Moccia a Roma in particolare? No, personalmente no. Quindi in questo periodo che ci ha raccontato oggi, lei di rapporti con i Moccia, diciamo, non ha avuto nessun tipo. No, rapporti di droga, lavoro, queste cose qua no, a Roma niente proprio. A Roma niente proprio. Un'ultima cosa, ma le notizie che aveva su Michele Senese erano notizie che lei ha preso quando è arrivato a Roma? No, Senese, io sentivo parlare bene molto a Napoli. Sì, tramite la famiglia Sarno. E io insisto, perché questa è un'altra circostanza che mi interessa. Lei non ha fatto riferimento alla famiglia Sarno quando è stato sentito? Ma lei mi sta chiedendo una cosa e io le sto rispondendo. Sì, io le sto dicendo. Com'è che dice oggi una cosa e quando invece è stata sentita a suo tempo ne aveva detta un'altra? Risposta ineffabile, non lo so, lei mi ha fatto la domanda, io le sto dicendo che la famiglia Sarno, io stavo in buoni rapporti, si parlava che avevano rapporti anche loro con Senese, però a me non è che interessa più di tanto perché stavo a Napoli. A me mi pare chiara l'inferenza probatoria. E molto dirompente sulla pretesa, riempiamoci la bocca, convergenza del molteplice, perché costui ha detto di non aver avuto rapporti a Roma con i Moccia e ha appena finito di dire di aver avuto rapporti con Michele Senese. E allora è evidente che Leonardi, che è un capoclan dell'omonima consorteria, ci dice attraverso queste parole, ed è inequivoca l'inferenza probatoria, perché bisogna leggerle poi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che su quel tema probandum che doveva riportare la figura di Michele Senese a Moccia quando stava qui a Roma, questo è un riscontro negativo. E nel fare questo vi dà un'informazione probatoria, cioè il fatto che sarebbe stato invece vicino alla famiglia Sarno, che è un contesto criminale mai accostato alla figura di Michele Senese. Però a furia di accontentare il PM, come dire, tenta di dare un'informazione che, spostandosi su un'altra famiglia camorristica, fa a cazzotti con quella che vorrebbe essere l'accostamento e l'inferenza probatoria che gli è stata invece richiesta dalla Procura della Repubblica, che tutto ha fatto nel descrivere la figura criminale di Michele Senese meno che accostarlo alla famiglia Sarno. E allora è vero che
tu puoi fare la sommatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, però prima di fare la sommatoria e dopo aver applicato quella metodologia a 3 tempi, devi anche andare a vedere qual è il peso probatorio di determinate inferenze, per accorgerti che magari l'inferenza è un'inferenza che va a meno di 0, come in questo caso. Leonardi Alfredo è il figlio di Antonio ed è stato sentito il 7 aprile del 2021. È parente, come abbiamo già detto, di De Rosa Armando e dice, conferma il trasferimento e l'operatività del clan a Roma dal 2006 al 2010, a foglio 56 però della sua dichiarazione riferisce di non avere informazioni aggiornate dopo il 2009. Quindi dal 2009 in poi non ho informazioni dirette e questo è un elemento probatorio che voi dovete prendere in considerazione. Però riferisce di un incontro casuale e di un caffè al bar con Senese nel 2013, dopo la scarcerazione di 6 mesi di Senese, che starà in libertà per un periodo di tempo brevissimo, però non dà una collocazione precisa a questo incontro. Tenete conto che Michele Senese nel 2013, se non vado errato, correggetemi voi, sta fuori del carcere 5 mesi in tutto. Riferisce che era un incontro alla presenza del padre di Tal Vallante nel 2007, in cui più o meno si è parlato di droga e della volontà del suo clan, di quello che faceva riferimento a lui e al padre, della volontà di fare traffici a Tor Bella Monaca. Attenzione, perché anche questo va valutato, perché voi le dovete analizzare le dichiarazioni. Lui non parla mai di un clan senese, parla di Michele Senese. Dice che con Michele Senese il clan Leonardi si sarebbero reciprocamente riforniti di droga, però non dà nessuna indicazione. Voi le dovete pesare le valutazioni che fanno i collaboratori di giustizia, perché non sono testimoni, non possono essere testimoni. In ballo è sempre la prosecuzione del particolare regime facilitato che gli compete. Non fornisce, come il padre, un'indicazione specifica, non una data, un luogo, un nome, un quantitativo. Siamo sul generico. Il generico è riscontrabile per definizione. Però, e questa invocare la convergenza del generico, se uno dice Maria per Roma e l'altro dice Maria per Roma non funziona, cioè la convergenza si stabilisce su un determinato fatto, non si stabilisce né sulle etichette né sulle dichiarazioni generiche, soprattutto quando sono dichiarazioni generiche che, come in questo caso, sono ontologicamente irriscontrabili. Però il PM, che giustamente, foglio 58 della sua deposizione, cerca di approfondire questi dati perché si rende conto che c'ha in mano qualche cosa di molto esile, insiste, e allora foglio 58 della sua deposizione, però ripeto, non ho assistito, diciamo, ad altri incontri, di cosa si è parlato, poi con mio padre non saprei dirle dettagliatamente, a meno non mi ricordo bene. Allora, la riscontrabilità della chiamata, al di là della fonte che è la medesima fonte, che quindi impedisce quell'invocata divina convergenza del molteplice, è un valore probatorio che riporta ad una unica fonte informativa, non a triplici fonti informative. Il PM però insiste, perché giustamente qua stavolta non gli faccio una di quelle carezze pelose che fanno gli avvocati o anche pubblici ministeri certe volte per dare atto al loro interlocutore comunque di avercela messa tutta. Il PM insiste e il dichiarante dà risposte ancora più generiche rispetto a quelle che aveva dato inizialmente. Non lo leggo tutto, che ruolo svolgeva, era un po' in tutte le dinamiche. Ecco, ma
Dice il PM che giustamente non si accontenta. Ma che vuol dire tutte le dinamiche? Che significa? Se c'era una disputa, una discussione, una compravendita di droga, se c'era un business, magari si passava da lui prima di favorire altre persone. Testa Leonardi, se si doveva immettere sul mercato una partita di droga, si parlava la possibilità di lavorare direttamente con lui, se poi non si trovava un accordo sul prezzo, avete capito? E lei Presidente, quindi per una volta non è San Tommaso che sta dalla parte della difesa, alla domanda precisa, avete capito? Risponde no, lei Presidente. Presidente, lei insiste e dice cosa, se non si trovava l'accordo sul prezzo cosa succedeva? Testa Leonardi, non ho capito, mi scusi. Lei Presidente, non abbiamo capito neanche noi, se non si trovava l'accordo sul prezzo che succedeva? No, succedeva che poi dopo noi lavoravamo per i fatti nostri. Ineffabile risposta. Ineffabile risposta che però sta a significare qualche cosa dal punto di vista probatorio, perché è l'informazione probatoria che ci veicola questo, che è sul generico, e dicevo che era generico ed è generico, perché lei perlomeno stava tentando di dire, beh, allora mi racconta un episodio in cui questo è avvenuto, ma non lo sa raccontare. Sama Sandir, che anche questo episodio, oltre ad altri episodi che racconta, sono totalmente riscontrati. A un certo punto parla addirittura di un episodio per una compravendita colossale di centinaia, 1000 chili se non mi ricordo male, di droga che sarebbero stati acquistati, che sarebbero stati acquistati alla fine del 2006. Anche su questa circostanza non c'è nessun riscontro. Andiamo avanti. Non ne mancano tanti, Presidente, anche perché poi vado rapidamente alla conclusione, però dobbiamo parlare dei collaboratori di giustizia con riferimento a quella aggravante che è stata contestata a Michele Senese e che è stata contestata a tutti come scappatoia probatoria per non fare il processo che semmai avrebbero dovuto ripetere per spezzoni successivi e che avevano tentato in precedenza e gli era andato come gli era andato. Marco Giuseppe viene sentito all'udienza del 1° aprile del 2021 e collabora con la giustizia dal 2009, questo sempre ai fini della pertinenza del dichiarato. Dice di aver conosciuto Michele Senese nel 2005 perché era alla ricerca di una fornitura di droga, in quanto aveva fama, Senese, di essere un narcotrafficante romano. Aveva fama di essere un narcotrafficante romano. Fin qui non posso definirle altro, siamo alle voci correnti. Parla però di 2 incontri avvenuti nel 2005 per discutere di affari di stupefacente, poi effettivamente posti in essere. Siamo di fronte alla classica dichiarazione di un collaboratore di giustizia che dice è successa una determinata cosa, la racconta, fine, perché non c'è alcun riscontro rispetto al tema della dichiarazione. Anzi, succede che poi viene controesaminato, ma di questo come al solito la Procura se le dimentica le pagine del controesame, perché esce fuori le virtù della contestazione che non valgono come prova, non target solo, dimostrare che Tizio non è credibile, non è sufficientemente credibile, non è quella prova che riesce a penetrare il muro del ragionevole dubbio. A foglio 23 di quell'esame, lo controesamino, gli ricordo che aveva fatto in precedenza delle dichiarazioni e che nelle sue dichiarazioni aveva sempre espressamente escluso di aver trafficato con Michele Senese, e lui fa marcia indietro. E dice sì, in effetti sapevo che Michele Senese avrebbe trafficato con altri. Però il PM insiste. Sa se Michele Senese era a capo di un gruppo? Dice che aveva un gruppo autonomo, ma non riesce a spiegare come lo sa. So che il capo però mi sono fermato a non informarmi perché più di tanto non interessava il PM. Ma come ha preso, diciamo, che era il capo?
perché prima di andare all'appuntamento si parlava del più del meno con Acanfora e Salzano. Come di consueto siamo, mi pare, alle voci. E mi pare anche di poter dire che al 2005, vi ricordate quando abbiamo fatto riferimento e rifaremo riferimento al fatto che i Moccia, uno dei Moccia, era dissociato da un periodo precedente. Il PNZista, lei sa se Senese aveva rapporti con la famiglia Moccia? Sì, negli anni indietro so che era una persona dei Moccia. E allora di nuovo in controesame, perché il controesame serve, dà risultati probatori. Lo si incalza su questo elemento e lui dice sì, ho saputo per certo che Michele era stato legatissimo ai Moccia, ma riferisce questa circostanza agli anni 80, glielo chiedo espressamente. Sì, ma le dico, questo l'avevo compreso, ma quando lei dice negli anni addietro, allude agli anni 80, sì, alludo agli anni 80. Allora, vogliamo dire che rispetto alla mia finestra temporale, non a quelle magari anche indirettamente o direttamente coperte da giudicati assolutori, questa prova è una prova che non serve assolutamente a niente, o ad una convergenza del molteplice che sarebbe, come dire, talmente ampia da includere le voci correnti, talmente ampia da includere rispetto a forme di partecipazione a associazioni per delinquere di stampo mafioso che sono molto risalenti nel tempo. Sarno, udienza è 1° aprile 2021. Anche lui dice che la sua collaborazione è iniziata nel 2009. Guardate che questo non è un elemento di poco momento, attenzione. Perché al di là dell'usura della prova di cui vi parlava quella sentenza della seconda sezione penale, c'è un dato di fatto che riguarda il contenuto dell'informazione probatoria che viene riferita dal dichiarante. Dice, conosce dagli anni 80, apparteneva alla nuova famiglia, al clan Moccia, era un anticutoliano di ferro e parla immancabilmente al passato. Però dice che nel torno di tempo, dal 2006 al 2007, quindi stiamo parlando rispetto al mio spezzone temporale di una vita prima, si è incontrato con lui 3 volte. Qui la questione, e per fortuna così di pomeriggio ci alleggeremo un po', diventa anche un po' comica. Perché francamente il tema della credibilità oggettiva e tutta la ricostruzione storica della pubblica accusa è che Michele Senese si trasferisce a Roma per sterminare gli antagonisti che sono a Roma. Poi di fatto succede che invece incontra Sarno Giuseppe e questo assume i contorni di una rimpatriata tra vecchi amici, che è un po' strano, perché la prima volta si incontrano al ristorante Papa Gennaro, un incontro che è organizzato da un tal Pasquale Martino. Motivo dell'incontro? Fare un business, sostanzialmente, come dire, salutarsi da vecchi nemici, un po' come se un soldato della seconda guerra mondiale, un nazista, incontra il soldato dell'Armata Rossa e dice vabbè, facciamo una rimpatriata, tanto la guerra è finita un sacco di tempo fa. Pagina 28. Stavo facendo un processo a Roma, allora andavo a Roma, andavo dal mio amico Pasquale che c'aveva il ristorante Papà Gennaro e ci siamo incontrati lì. Il piano, per salutarci. È un'inferenza probatoria curiosa, obiettivamente, però insiste. Non soltanto si incontrano come se fossero vecchi compagni d'arma e non vecchi nemici assoluti, uno dei quali si augurava o lavorava per la morte dell'altro. Però sai, il tempo lava. Disse a Pasquale di incontrare a Michele, lo volevo salutare. E poi lui mi ha fatto delle proposte, cioè una bella riunione, il tema della credibilità oggettiva di quello che si dice non è che può essere rimossa, per cui uno vi viene a parlare di Carlo in Francia, vi dice che Gesù è morto di freddo e noi stiamo a sentire che questo che ce lo dice senza riscontri soltanto perché ce lo dice, che è l'operazione che ha fatto il pubblico ministero sommando queste dichiarazioni.
Eppure, mentre lo interroga il pubblico ministero, sottolinea che quello era un killer della fazione avversaria, così definisce lui, un killer dei Moccia, e il racconto è francamente curioso. Era un anticudoliano, dottore, era anticudoliano all'epoca, anticudoliano? Teste Sarno, sì, e almeno per quello che si sentiva, di nuovo, lui era un killer del clan Moccia, era un killer del clan Moccia. E dove vi incontrate? Da Papa Gennaro. E di cosa parlate? No, ci siamo salutati, tutto a posto, come stai? E poi lui mi ha proposto della cocaina. Cioè, questo, il tema della credibilità oggettiva di quello che si dice, non è un tema che si può liquidare come se fosse folklore. Cioè, tu stai dicendo che tizi che si sarebbero dovuti ammazzare l'uno con l'altro, poi fanno una bella rimpatriata, che non si fa neanche tra compagni d'arme, e invece si fa tra nemici assoluti, dei quali non si sa neppure dire se sono ancora nemici. Insomma, una sorta di amarcord guerresco alla matriciana, come vecchi compagni d'arma da parte di nazisti e antifascisti. Io chiederò al testimone, ma voi le potete leggere nelle trascrizioni di quell'udienza a pagina 37 e seguenti. Io gli chiedo, scusi, ma lei ci sta raccontando qualche cosa che francamente, no, curioso? E lui dice, vabbè, però insomma nel 2006 ormai la guerra di Camorra era acqua passata, tant'è vero che però rispetto alla scarsa credibilità di questa informazione probatoria è lei, signor Presidente, che stressa la prova, come si suol dire, è lei che fa quell'attività falsificazionista della prova che serve a tentare di dimostrare diciamo la bontà della prova. Non mi è chiaro il motivo per cui lei volesse salutare Michele, a lei Presidente, a tutti, quando stava a Roma per il processo. Michele già sapeva che lei non era più cudoliano, e allora perché vi volevate incontrare? No, io tramite De Martino, perché allora Senese già era amico di De Martino, io gli avevo detto io a De Martino che volevo incontrare Michele Senese perché Michele già lo sapeva che non ero più cudoliano. È lei che perde le staffe, Presidente, ma mi ripete la stessa cosa che ha detto prima. Ma io ho capito che Michele Senese già sapeva che lei non era cudoliano, perché se non l'avesse saputo non ci sarebbe stato l'incontro. Ma insomma, lei insiste, è lei che fa la cross examination, è lei che utilizza queste armi per vedere se è stressata la prova legge. È lei che dice, giustamente Presidente, io non ho mica capito. E dice, io a dire, uè, che tu ce lo sai che non siamo più cudoliani? Per darci anche la conferma mia. Oh, dice Teste, ma lui lo sapeva, Presidente, ho capito, quindi l'incontro è perché gli voleva dare conferma che non era più cudoliano. Cioè l'incontro era un incontro che si fa per questo tipo di motivazione. Ma insomma c'è un limite alle prese in giro da parte dei collaboratori di giustizia. Incontro che, Sala Sandini, non è mai riscontrato da altro che non la dichiarazione del collaboratore di giustizia, ma che sembra anche un tantino inverosimile se voi dovete valutare la credibilità oggettiva di quello che si racconta. E già l'avete capito da soli. Allora, altro incontro. Diciamo che è un incontro che avviene o dovrebbe avvenire in zona tuscolana. Incontro sempre tra due che si sarebbero, secondo le dichiarazioni del Teste, ammazzati gli uni con gli altri. Il collaboratore va sul discorso Pagnozzi dicendo che Pagnozzi e Senese erano un'unica cosa e che il primo faceva i reati per conto del secondo. Come lo sa? Gli viene chiesto. Lo so perché ho incontrato pure Pagnozzi
e sia questo che Michele Senese me l'hanno confermato. Quindi già qualche cosa che va pesata dal punto di vista logico, cioè io che avrò anche fatto la pace con te al bar, perché ci siamo incontrati per dire è finita la guerra, siamo due residuati, ti vengo però a raccontare qualche cosa che è molto più significativo, cioè i miei rapporti con qualcun altro, in questo caso Pagnozzi. E allora, perché mai Pagnozzi e Michele Senese sarebbero andati a raccontare delle loro dinamiche al Cutoliano Sarno? Questa è una risposta a una domanda a cui non c'è risposta, ma a cui risponde il controesame, perché di nuovo insisto a dire sulle virtù del controesame, mai troppo neglette come in questo processo, evidentemente voi dovete essere affezionati, perché il controesame è per voi, è il controesame che testa la credibilità delle fonti probatorie che poi voi dovete includere o meno in una sentenza di condanna. Siamo al foglio 34, è il mio controesame, e gli dico: lei ha appena finito di ribadire, io non ricordo chi mi ha detto queste cose, non erano cose che lei sapeva personalmente sui traffici con Pagnozzi, gliele aveva riferite qualcuno? No, me l'hanno detto. E ci sa indicare chi? Sì, adesso avvocato non ricordo chi, però ho saputo che Pagnozzi aveva vendicato il fratello di Michele Senese. Io rimango un po' interdetto e qua dico sì, ma io non so se mi hanno detto la verità o mi hanno detto bugie, e io insisto, ma questo l'ho compreso, ma voglio dire, non è una questione che lei sapeva direttamente, gliel'aveva riferito qualcuno e lei non sa neanche indicare chi l'aveva riferito, a parte il fatto, ma questo non ve lo dico perché sarebbe oltraggioso, no? Non è neanche del tutto in linea con quello che è stato ricostruito su quel fatto. Comunque Sarno dice alla mia specifica domanda: senti, ma questa informazione probatoria chi te l'ha data? Mi sai dire chi te l'ha data? Non sai indicarmi chi te l'ha data? E lui risponde sì. È inutile dire che io mi sto fermando alla, prima parte della valutazione a tre tempi, cioè mi sto fermando a qualche cosa che poi è validato dalla esistenza di riscontri specifici che sono estranei alla fonte dichiarativa, per cui non vale la circolazione e l'inquinamento dichiarativo, che è obiettivamente fuori del dichiarato che deve essere riscontrato. Eppure, in sede dibattimentale, emerge che a suo tempo, mentre vantava questi rapporti da vecchi affettuosi compagni non d'arme, ma vecchi nemici, il nazista e il partigiano che si incontrano, si danno una pacca sulle spalle e dicono pace fatta, cosa fatta, capo A, in data 18 novembre 2009, quello che dice, alla fine affettuosa convivialità, così si definisce, non è in grado neanche di riconoscerlo fotograficamente. La verità è che Michele Sarno lo conosce, ma non perché lo ha incontrato a tavola, non perché sono stati protagonisti di incontri amichevoli, ma perché sono reduci loro, si ritengono, da un periodo di tempo molto ma molto antecedente. Cioè lui sapeva che era Michele Senese perché a suo tempo, in quella che era quella congerie, che non ha nulla a che vedere con il tema probandum che stiamo scandagliando, cioè la influenza successiva, c'era stata una guerra. E allora, qui è la dottoressa Napoli che insiste. Teste sanno, allora i cutoliani sapevano cose della nuova famiglia, foglio 41 di quell'udienza, e la nuova famiglia sapeva cose dei cutoliani. Allora io a Michele Senese lo sapevo nominato e l'ho visto pure, però no che ci siamo incontrati,
perfetto, lui era cutoliano, lui era della Nuova Famiglia e io cutoliano, vabbè. Sì, io dico, dopo, quando ci siamo incontrati, io non ero più cutoliano, voleva dire anticutoliano. Sì, e Michele Senese lo sapeva. Il giudice dell'Atria insiste, ho capito, diciamo, in questa occasione vi siete potuti incontrare. Sì, l'ho voluto incontrare io, mentre in precedenza eravate su fazioni opposte. Dottoressa Napoli, sì, e sapevate dell'esistenza l'uno dell'altro, sì, perfetto, va bene. Attenzione, questa è l'inferenza probatoria che dovrebbe essere confermata. Però ci dà un'altra inferenza probatoria, che è una inferenza probatoria che fa cazzotti con questa. Quando verrà controesaminato, siamo a pagina 37 e 38, lui ci dice che dalla metà degli anni 90, per quanto lui sappia, Michele Senese aveva rotto i rapporti con la famiglia Moccia. Pagine 37 e 38 di quell'udienza. Senta, mi interessa un dato sulle sue conoscenze. Anche Michele Senese non aveva più rapporti con i Moccia dalla metà del 94, è vero? Ma per quello che si diceva in mezzo ai cutoliani, che quando Moccia si era dissociato, Michele Senese avrebbe preso le distanze, aveva rotto. Con la famiglia Moccia, dico bene? Con i cutoliani. Mi scusi, ci siamo sovrapposti, insisto io, mi perdoni. Lei ha notizie che aveva rotto con la famiglia Moccia, è vero? E lui dice, sì, perché c'era stato un Moccia dissociato. E io le dico, sì, guardi, io voglio prima sapere la notizia, poi lei mi dà le motivazioni della notizia. Vorrei che mi rispondesse alla domanda. Quindi aveva rotto da quell'epoca, aveva rotto con la famiglia Moccia? Questo quando capisce che c'è un interesse tuo a arrivare ad un determinato punto, che è presupposto dalle dichiarazioni che ha fatto in precedenza, sfuma. Sì. E io insisto, e questa era la mia domanda, più o meno, quando avevano rotto? Non ricordo, avvocato, non ricordo di preciso, comunque in mezzo ai cutoliani si parlava. Voi dovete verificare anche qual è l'atteggiamento difensivo del dichiarante, quando, abituato a fare il test professionista, si rende conto che ha detto qualche cosa che non fa scopa con quella che è la prospettazione accusatoria e quindi con il suo ruolo di accusatore, e comincia a sfumarla. Io insisto. E gli dico a un certo punto, dopo un trenino di domande su questo punto, non ha capito la domanda. Io ho detto a metà degli anni 90, anzi il 94, perché nel corso dell'interrogatorio fu proprio il PM a dirle quando si era dissociato uno dei Moccia, che era Andrea Moccia, però lei aggancia questa rottura di Senese dai Moccia a questo episodio, al fatto che uno dei Moccia si era dissociato. Sanno, sì, però non ricordo l'anno, però io ve lo confermo, cioè mi conferma l'inferenza, cioè mi dice che è vero che era quello l'episodio da cui Michele prende le distanze dalle Moccia, e quindi mi riporta alla circostanza che volevo provare in ordine al fatto, perché qua non ve lo dimenticate, abbiamo sempre la famiglia Moccia che è uno dei termini di riferimento sulla mafiosità di Michele Senese a Roma. Ora, PM può sommare gli 0 probatori con gli 0 probatori, però 0 più 0 più 0 fa 0. Non fa 0 al quadrato, 0 al cubo, come invece pretende di fare il pubblico ministero. Sono quasi alle battute conclusive. Sono quasi alle battute conclusive. E poi vedremo qual è la sommatoria di questi collaboratori di giustizia. Io lo so che è un lavoro faticoso e anche noioso da ascoltare, però voi le dovete pesare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non le dovete sommare, perché non si sommano, ovvero si sommano dopo averle pesate, perché c'è un procedimento probatorio che passa prima per lo stress della prova testimoniale, per il suo peso,
per la sua tenuta in termini di credibilità, e poi eventualmente l'esito può essere sommato con qualche altra cosa. Altrimenti basta fare quello che ha fatto il procuratore della Repubblica, e cioè fare una somma che però non è una somma di addendi che possono essere ritenuti fungibili l'uno con l'altro. Andiamo avanti. Orsini Giancarlo è stato sentito all'udienza del 7 aprile del 2021, collabora dal 2014, sempre ai fini della rilevanza. Vi rammento quello che sapete perfettamente: la finestra temporale che ci interessa in realtà è una finestra temporale successiva, e questo ha peso nella valutazione dei collaboratori di giustizia. È un collaboratore che ci viene presentato come un cane sciolto che incontra Michele Senese perché è intenzionato a recuperare dei denari da tal Francesco Di Mino, che a suo dire l'aveva truffato. Ha un racconto vivido, devo dire, dal punto di vista cinematografico particolarmente seducente, perché sostanzialmente si presenta come uno che incontra il capo della consorteria che lo voleva sostanzialmente morto. E lui, impavido, tiene botta al grande capo e ai soggetti che lo contornano. Il problema però è che il contenuto delle dichiarazioni è fatto di circostanze che sono totalmente riscontrate. Cioè qua non ci dobbiamo dimenticare, al di là di come sono stati assunti o non assunti, che costoro, ed è evidente anche per il contenuto delle dichiarazioni, però sono, oltre ad essere collaboratori di giustizia, persone che dichiarano in ordine a rapporti criminali da loro mantenuti. Qui, vabbè, la scena si dipinge, ve la ricorderete, di narrazioni, chiamiamole così, cinematografiche, il capo con i suoi scherani, lui però è uno coraggioso, e quindi arriva addirittura a portargli dei diamanti a 2 passi dalla città giudiziaria a Piazzale Clodio a Roma. Però, siccome è un megalomane, vuole anche fare la figura del duro e riferisce di aver persuaso tale Tano Montegrande, che è un altro personaggio di spicco della mala di Roma, che poi ha avuto quel che ha avuto, a non intentare una guerra contro il clan senese, profittando dell'equivoco che lo aveva visto coinvolto. Ai primi 2 incontri che lui colloca nel 2005 e del 2006, e io sottolineo sempre le date perché sono importanti rispetto a quello che è il vostro tema probandum, fatti che sono totalmente riscontrati perché sono solo nel racconto. C'è un primo incontro che è quello che si è detto con il codazzo di Michele Senese, a cui lui riesce miracolosamente a uscire con le penne intatte, il secondo a Piazzale Clodio senza codazzo e per la consegna dei brillanti. A questi 2 primi incontri totalmente riscontrati c'è un terzo incontro che avviene in un ristorante ai Parioli, che è un incontro seguito poi da un abbraccio. Ebbene, io mi soffermo nel controesame proprio per tentare di dare una collocazione precisa a questo supposto incontro, e lui alla fine arriva a datare e dice più o meno dovrebbe essere il luglio del 2013, foglio 43 di quella verbale dibattimentale. Il mese proprio penso sia stato, il mese non lo ricordo, però io inizio, le contesto che lei ha dichiarato, interrogato dal dottor Cascini, luglio, intorno a luglio, e il testo Orsini dice mi sembra perché poco dopo è stato arrestato, quindi lei ricorda luglio però, e lui dice se l'ho detto, segno evidente che a quel periodo ricordavo bene che quindi era luglio, adesso però non me lo ricordo il mese esatto. Gli avvocati non fanno mai domande a cui non hanno la risposta, perlomeno gli avvocati che hanno fatto mezzo corso sulla cross examination, perché lui dice luglio. Peccato che Michele Senese a luglio del 2013, cioè l'episodio che racconta,
era detenuto, quindi non siamo all'assenza di riscontri, non siamo all'incredibilità del racconto, siamo al riscontro negativo. Devo dire che insomma, mi potrei fermare su questo, però ci sarebbe anche da, come dire, valutare il peso specifico probatorio. Guardate il controesame che gli abbiamo fatto noi. Questo è stato uno dei testimoni che è stato sentito nell'omicidio Corvini e il suo contributo è stato talmente significativo che nelle sentenze che hanno riguardato quella faccenda, questo collaboratore di giustizia, e che lo hanno riguardato le chiamate di correo che sono state formulate da costui nei confronti di Gentile e Prosperi, nella qualità di concorrente materiale e mandante del fatto di sangue, non hanno trovato conferma processuale. Questo non è un dato fantasmatico. E gli imputati sono stati assolti entrambi. Questo per dirvi attenzione a maneggiare questo, ma voi lo sapete meglio di me. Però quando vi trovate di fronte ad un mentitore già riconosciuto come tale o comunque un dichiarante già riconosciuto inattendibile, i vostri sforzi per valutare il peso ponderale delle dichiarazioni di costui, al di là e al netto di quello che si è appena finito di dire sull'oggetto, debbono comunque riguardare anche la loro carriera. Coppola Salvatore viene sentito il 12 aprile del 2021, anche lui collabora dal 2009 e faceva parte del clan Mazzarella Sarno. Riporta le solite informazioni, dice che era un esponente di spicco della criminalità di Afragola, poi trasferitosi a Roma, e dice che è capo di una organizzazione, credo, malavitosa, testuale, che si era trapiantato a Roma. Dice espressamente che le informazioni che lui dà provenivano da Mazzarella e da De Pasquale Martino, giacché lui non ha mai svolto attività illecite direttamente con Michele Senese, semmai ci ha fatto 4 chiacchiere al bar. Sono dichiarazioni, oltre che derelato, ma anche totalmente generiche e riscontrate. Però aggiungiamo alcune specificazioni. Tra l'altro specificazioni che nascono dalle domande che sono state fatte da voi, signori giudici, cioè dalle virtù della cross examination da voi incarnate. Ed è direttamente lei, Presidente. Dice, senta Coppola, ma qualche chiarimento, là diciamo, della conoscenza come caratterizzazione criminale del Senese, il Mattarello e il De Martino le riferirono episodi, diciamo, specifici? No. Di affari, non sono io, l'interrogante, di affari intrattenuti con Senese? No, mi dissero, Michele, mi dissero che era un grosso personaggio. Vabbè, ma al di là di questo, insiste il Presidente, non aggiunsero altro di più specifico? No, non feci aggiungere altro. E se a sua volta lei non ebbe, diciamo, rapporti diretti per attività? Assolutamente no. Tra l'altro, in questo spezzone del suo intervento in aula, questo collaboratore di giustizia dice che è un derelato, cioè dice che i fatti, quelli li abbiamo pesati, che lui dichiara sono fatti che è venuto a conoscenza attraverso De Martino. Noi chiediamo di sentire De Martino ex 195, il Tribunale non ha corrisposto alla nostra richiesta, io devo ritenere che, come dire, essendo quello il test di riferimento, ed essendo quindi inutilizzabile la dichiarazione di costui, il Tribunale si è già fermato ad una valutazione di scarsa credibilità, per cui era inutile fargli perdere tempo. Però, prima di questa notazione, e vedete i fogli 11 e seguenti del controesame che ha fatto l'avvocato De Federicis, prima
di questa valutazione, come dire, assorbente, che può riportare il contenuto delle dichiarazioni del test addirittura alle voci, e andiamo a verificare quello che è avvenuto quando qualcuno il controesame gliel'ha fatto. Il controesame è quello dell'avvocato De Federicis, che gli dice espressamente: quindi lei non era in grado, gli contesta delle dichiarazioni precedenti, quindi lei non era in grado all'epoca di riferire la fonte da cui è prese, diciamo, lo spessore criminale del Senese, era una cosa che aveva preso genericamente a Napoli, così ha detto prima. No, quello si affretta a dire, no, confermo quello che ha detto nell'interrogatorio del dottor Belli. Quindi che c'è una persona ma non è in grado di identificarla, diciamo, di ricordarla, non me lo ricordo, dice lì. Vabbè, risponde questo, ma tante persone conoscevano Senese a Napoli. Se c'è una virtù, la cross examination, di far emergere le balle che si dicono sotto i vostri occhi, e voi dovreste essere, diciamo, così esperti da riconoscere la fragilità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori. Io vi invito, perché il tema è sempre il medesimo, voi dovete anche valutare la credibilità intrinseca di quello che dice un collaboratore di giustizia, e questo arriva a dire, incredibile dictu, che ha mantenuto dei rapporti pure dopo aver fatto le sue dichiarazioni etero-accusatorie nei confronti di Michele Senesi, che se non è una balla sesquipedale in sé, in assoluto, diciamo, perché francamente chi tiene alla sua pelle obiettivamente dovrebbe fare attenzione, è comunque una balla dal punto di vista concettuale, cioè nel momento in cui io rendo dichiarazioni etero-accusatorie nei confronti di un personaggio così pericoloso, non sono anche talmente cretino da espormi ad un rapporto con lui. Chi si contesta che dopo aver reso le dichiarazioni ha dichiarato di averlo incontrato. Prima parla di una comunione 2005-2006 e Leto, mi approprio del lavoro dell'ottimo avvocato Leto. Nel 2013 che è successo? Non ho capito. Nel 2013 lei ha indicato questa data, aveva aperto un ufficio. Scusi, ma lei quando inizia a collaborare? Nel 2009. E nel 2013 conosce Senese? No, l'ho conosciuto nel 2006. E lo rincontra nel 2013? Sì, giusto un incontro fugace, avevo l'ufficio. Avevo un ufficio. Cioè un collaboratore di giustizia che vi dice, incredibile dictu, che di fronte a quello che è il Belzebù della Camorra, dopo che lui ha iniziato a collaborare, lo va a trovare sostanzialmente. E noi ci dobbiamo credere. Credarò a Gianni. Sono arrivato alla fine, Presidente, o quasi alla fine. Anche questo è un collaboratore che fa acqua da tutte le parti. Conferma di non aver mai avuto comunque, foglio 23 delle sue dichiarazioni, viene sentito il 12 aprile 2021 e collabora al 2013. Riferisce di essere affiliato all''ndrangheta, è un test derelato, conferma di non aver mai avuto rapporti diretti o diretti contatti con Michele Senese. Riporta confidenze carcerarie circa un ruolo nel traffico di droga a Roma da parte di Michele Senese. Tra l'altro c'è una prima possibile fonte che indica Gallo Raffaele, inevitabilmente morto, che avrebbe indicato a lui, Michele Senese, come un possibile compare in futuri affari di droga.
Però faccio presente che Gallo, come riferisce lo stesso Cretarola, era affiliato alla NCO, dunque un cutoniano nella prima ora, dunque un nemico giurato nella prima ora. E quindi l'idea che potesse indicare Michele Senese è abbastanza curiosa. Su questo collaboratore io mi limito a ricordarvi quello che è emerso nel controesame dell'avvocato De Federicis, che ha puntellato questa questione di sentenze della Corte di Cassazione che ritengono questo collaboratore un collaboratore non credibile. Vi rimando a quel verbale di dibattimento perché ci abbiamo messo dentro tutto quello che serviva a dare una valutazione di credibilità o incredibilità delle dichiarazioni di quel collaboratore. Abbiamo depositato anche sentenze sul punto in cui si rammenta la scarsa credibilità a quel collaboratore. Non ve le leggo perché sono agli atti. Vi dico solo che la Corte d'Appello di Genova ha espresso un giudizio tranciante sulla credibilità soggettiva, sull'inattendibilità di questa persona. Ma vorrei andare ancora più rapido. Nei provvedimenti giudiziari che abbiamo depositato si parla di capacità ingannatoria, testualmente, dell'autorità giudiziaria. Vi dico solo questo su questo collaboratore, per andare veloci. Sui fatti specifici, in particolare sui presunti, supposti rapporti con personaggi individuati come collaboratore di Senese attivi nel traffico di droga, non esiste un riscontro che sia uno alle parole di questo collaboratore, che peraltro vi invito a verificarlo perché è così, non dice una parola sulla, chiamiamola così, mafiosità di Michele Senese. Mi riporto, per quanto riguarda invece Amodio, che è stato sentito all'udienza del 19 aprile, in cui costui fa dei riferimenti abbastanza generici sul fatto che Michele Senese fosse affiliato a Moccia e che era stato mandato a Roma per trafficare cocaina. Vi rammento solo che, riguardatevelo anche quel controesame, gli episodi a cui si riferisce li colloca tra il 2003 e il 2004. Invece precedentemente, e viene contestato, li aveva descritti come un episodio unitario. Siccome lo si incalza, perché i particolari sono importanti nella valutazione a tre tempi dei collaboratori di giustizia, perché questo è un collaboratore di giustizia, dice di avere ricordi sfumati. Nel controesame emerge che i 2 o 3 milioni di euro contanti che nel corso dell'esame aveva attribuito con sicurezza la titolarità di Michele Senese, nel precedente interrogatorio del 2006 glieli aveva attribuiti con formula dubitativa e anzi alternativa, non sapeva bene se era di Michele Senese o di Antimo Perreca. Viene incalzato sul punto e comunque finisce per autosmentire quello che ha detto precedentemente, perché dice no, non dovrebbero essere di Antimo Perreca. Però richiesto di chiarire perché aveva fatto questo nome, finisce per dire ma non lo so perché ho fatto il nome di Perreca, però sono passati gli anni, mi ricordo adesso meglio rispetto a quello che ho dichiarato del 2006. Allora io sul tema della valutazione a tre tempi, che dovrebbe essere propria di fonti dichiarative di questo genere, come dire, vi riporto alla realtà, quando noi abbiamo frammenti di verità che vengono sparsi nel corso degli anni da questi dichiaranti. E questo a far giustizia della sua inattendibilità. Ho chiuso perché faccio solo delle considerazioni conclusive su questo terreno. Attenzione, prima voi dovete ovviamente valutare l'attendibilità oggettiva e soggettiva, poi stabilire se ci sono
riscontri, e in un momento successivo verificare l'altro dato della convergenza delle chiamate. E allora io vi invito, al di là di quello che è un elemento emerso, reiterato, dichiarato, come dire, quasi impugnato, cioè sul fatto che con riguardo allo spezzone temporale che ci interessa tutte queste dichiarazioni non sono direttamente probanti, perlomeno a verificare che questo indistinto materiale probatorio che viene utilizzato dalla Procura della Repubblica come se fosse un modo unitario non è così, perché alcuni di questi lo indicano come un soggetto autonomo, altri come un uomo dei Moccia a Roma, altri come capo di un clan autonomo, ma non un clan mafioso, una associazione dedita soprattutto al traffico, altri ancora come un narcotrafficante sic e simpliciter. E allora sostenere che c'è una convergenza del molteplice in queste chiamate, perché queste sono, cioè non in correità, molto spesso in reità, sostenere che c'è una contestazione che si riscontra attraverso questo panorama probatorio, francamente è qualche cosa che sfugge alla mia capacità di comprensione. Tra l'altro, se si va ad analizzare le dichiarazioni di tutti costoro, alla fine si finisce per trovare una evidente verità, cioè che dei fatti specifici da riscontrare o riscontrabili non ce n'è neppure l'ombra, che non c'è ombra di omertà o di potere mafioso nelle dichiarazioni di costoro, e che quindi sul tema probandum, che viva Dio dovrebbe essere l'aggravante che è stata contestata in questo processo, è una sommatoria di prove eterogenee, claudicanti, che non riescono a riscontrarsi una con l'altra. Ed infine qualche rapida considerazione che deve essere spesa a proposito della sussistenza della aggravante. Attenzione, noi abbiamo delle considerazioni che sono, come dire, delle considerazioni che partono sulla stessa conformazione di quella che dovrebbe essere la essenza stessa. Ho già detto che l'imputazione, e già dire sembrerebbe da una indicazione riferirsi alla camorra storica, per quello che leggo testualmente nella lettera dell'accusa. Poi però è forse al clan Moccia, che come abbiamo visto perfino nel percorso sinusoidale delle dichiarazioni dei collaboratori invece risulta assai claudicante da questo punto di vista, proprio per quelle che erano state nel momento dell'insediamento di Michele Senese a Roma le vicissitudini che riguardavano quel clan, per cui uno dei capi perlomeno si dissocia. Abbiamo visto quindi che il focus si sposta su qualche cosa di diverso, su una nuova formazione, una formazione autoctona romana. Abbiamo visto però che questo non può mai, ve l'hanno insegnato, ce l'hanno insegnato nel processo Mafia Capitale, mai essere legato al prestigio criminale del singolo associato. Non è il singolo associato con il suo prestigio criminale che fa l'associazione di carattere mafioso. E nemmeno la fama criminale del singolo associato fa l'associazione di carattere mafioso. Ci vuole qualche cosa che si esplica all'interno e all'esterno, che non è oggetto di quello che è stato la prova che è stata spesa in questo processo. Questo anche tenendo, diciamo,
proprio quasi a considerare per pieno quello che è il vuoto di queste dichiarazioni collaborative. E non è neppure sufficiente, non vi cito le sentenze, voi le conoscete bene, a trasferire la mafiosità che è in un determinato luogo, in un determinato contesto territoriale, lo spostamento di uno dei soggetti che fanno riferimento a quella consorteria. Perché è necessario qualche cosa di diverso, di più e significativo, affinché ci sia un nuovo inserimento mafioso. Vi hanno insegnato, ci hanno insegnato, dopo che in questa benedetta aula, anzi in quell'altra per la verità, ci siamo affannati per anni a confrontarci con questi esperimenti giudiziari. E parlo di mafia capitale, che a proposito di nuove mafie, perché questa è una nuova mafia quella trasferita a Roma, così come da ultimo dipinta dalla pubblica accusa. Non basta la fama criminale in trasferta di un singolo associato. E allora, io su questo vado alla conclusione, senza indulgere troppo anche nelle questioni che riguardano i rapporti con il nuovo territorio, che sarebbe il territorio romano, senza indulgere troppo nel prendere in considerazione i fatti che vengono raccontati a dimostrazione dell'attualità dell'insediamento mafioso, del sedimento iniziale necessario del potere mafioso che deve conseguire ad una, tra virgolette, nuova mafia che si insedia in un determinato territorio, perché questo ve l'ha insegnato la Corte di Cassazione. Non indulgo su altre considerazioni che riguardano, come dire, i fatti che sono stati raccontati da Leone, estorto che però denuncia, e che il metus se lo crea non perché, come dire, lo sente da qualcuno che glielo trasferisce, ma perché se lo va a cercare autonomamente su Google. Non indulgo sui fatti che riguardano la faccenda Barretta, che è una comica in cui non crede per primo il pubblico ministero, per cui lui è uno che sottrae i soldi alla cosca, però niente minacce, prende in giro Vincenzo, sfrutta lo zio di coglione a questo fine. Non indulgo in tutte quelle circostanze che sono state spese a dimostrazione del fatto che aveva una caratura mafiosa, perché per una neoformazione, perché di questo si tratta, esiste un decalogo che la Procura Romana ha tentato di inviare, senza molta fortuna, nel processo Mafia Capitale. Io vi dico semplicemente che il contributo della sussistenza dell'aggravante ex 416 bis numero 1 è affidato a questo materiale dichiarativo, che fa acqua da tutte le parti. È affidato a questo materiale dichiarativo, che è un materiale dichiarativo che peraltro scontra anche un altro difetto del manico. Perché vedete, questa è tutta gente che a vario titolo aveva fatto le medesime dichiarazioni in altri contesti processuali in cui non era conseguito un bel nulla nei confronti di Michele Senese. Tanto la prova era esile, tanto non esisteva la convergenza del molteplice. E c'è un lungo elenco di vicende processuali nei quali costoro erano già stati sentiti da 1000 procure, già avevano detto quella foolishness, direbbero in un tribunale inglese, quelle sciocchezze, quella roba impalpabile che dicono nei confronti di Michele Senese, non avendo per la maggior parte dei casi neppure a disposizione qualcosa di attuale, tant'è vero che non l'avevano neanche utilizzato in quei processi.
Tanto è vero che erano processi in cui Michele Senese non era entrato, se c'era entrato c'era uscito, per la porta principale. Questo è il contributo dichiarativo sostanziale, testimoniale, anzi, degli imputati di reato connesso, perché di questi stiamo parlando. E allora vado ad altre questioni e passo alla seconda parte della mia discussione, sempre con riguardo alla posizione di Michele Senese, poi concluderò invece con la moglie, per andare a fare altre considerazioni. Prima valutazione. Il materiale probatorio che voi avete agli atti di questo processo, voi lo sapete meglio di me, al di là della scombiccherata prova dei collaboratori di giustizia, la stragrande maggioranza delle prove che vengono invocate nei confronti del mio assistito sono intercettazioni di comunicazioni, in qualche caso comunicazioni carcerarie, in molti casi comunicazione diciamo, che vengono fatte da altri. Noi abbiamo, per bocca del validissimo avvocato Galluccio, eccepito la loro inutilizzabilità sulla scorta dei principi delle sentenze delle sezioni unite nel caso Cavallo. Voi avete respinto questa eccezione, però una cosa è certa, se noi correliamo le precisazioni che sono state offerte dal maresciallo Recchio, che è stata l'unica voce parlante, oltre che udente, delle indagini, con la montagna di RIT che voi avete, perché questo è il processo, è un processo essenzialmente di intercettazioni, vediamo che l'attività captativa di questo processo è una intercettazione a strascico. Un'attività di intercettazione che muove, diciamo, è autorizzata nell'ambito di un'indagine di droga nei confronti di Zizzo Carlo per quei fatti, posizione poi stralciata, processata e anche assolto come documentato nel corso del dibattimento, che però prosegue in relazione sempre a imputazioni di traffico di droga e di 416 bis, mai oggetto di contestazioni. E per la verità mai oggetto neppure di ricerca investigativa, e questo ce l'ha precisato proprio Recchio, qui o lì, non ricordo, comunque su quel banco dei testimoni, lasciando trasparire esattamente quello che la sentenza a sezioni unite Cavallo puntava a vietare, perché hanno intercettato per reati per i quali valgono criteri di modalità e semplificazioni di espletamento delle intercettazioni, quindi intercettano per A, però puntano a B. E quando acquisiscono A, poi lo usano per provare B. Diciamo che Orecchio è molto, nomina sunt, è musicale ai nostre orecchie quando dice il nostro nucleo investigativo non si occupa di droga. Guardate, io non mi sorprenderei se tra un po' qui ci contestano l'aggravante per arrivare al target e poi scopriremo che le indagini per 74 o per 416 bis vanno diciamo ad un destino di archiviazione, perché qui intercettano per reati per cui poi non fanno contestazioni. Però, diciamo, questo forse è anche superato dalle vostre stesse decisioni nel corso del processo. Allora, qui quello che si dice è che Michele Senese è il capo di una consorteria e il tipo di concorso che si individua è un concorso morale o istigatorio, perché il potente è il capo di un potente clan mafioso, carcere o non carcere, che tutto decide. Attenzione, questo lo ha detto il pubblico ministero discutendo.
una forzatura del pubblico ministero talmente forzata che ancora una volta è lo stesso Teste della Corona, maresciallo Orecchio, che lo smentisce. È il maresciallo Orecchio che dice, dopo aver ascoltato migliaia di ore di intercettazione, svolto le indagini, denunciato i fatti di reato che poi ritroviamo nelle odierne imputazioni a diverso titolo, che dice di non aver ritenuto nessun profilo di responsabilità concorsuale nei confronti di Michele Senese per i reati specifici che gli vengono contestati in questo dibattimento. Ce lo riferisce lui, Orecchio, in nomina sunt, appunto. Ci dice che dopo aver ascoltato migliaia di ore di intercettazioni, dopo aver utilizzato un pool investigativo, ha denunciato i fatti che noi ritroviamo nelle diverse imputazioni, ma che per Michele Senese e per Raffaella Gaglione non avevano ritenuto nessun profilo di responsabilità concorsuale per i fatti specifici per cui oggi è processo, per cui sono destinatari dei provvedimenti in corso. Allora, non credete alle parole degli avvocati? Beh, alle parole dell'investigatore principale in questo processo? Beh, dovete credere, in nomina sunt. Foglio 129, udienza del 17 marzo 2021. Le posso fare una domanda conclusiva? Sono io che parlo. Ma Raffaella Gaglione, per quale reato l'avete denunciata? Per quale reato l'aiuto? Per quello di cui è il vostro capo 1 di imputazione? Allora noi non abbiamo fatto una contestazione specifica, se non una contestazione al capo 1 per associazione per delinquere, in cui figurava anche Raffaella Gaglione. Allora, concludiamo, così se no non si comprende. Quindi tanto... Ah no, io insisto, scusate, perfetto, è Michele Senese oltre ad altri imputati. E allora io dico sì e no, allora concludiamo, così se no non si comprende bene. Tanto Raffaella Gaglione quanto Michele Senese le avete denunciati per una supposta associazione per delinquere semplice? Sì. Non li avete denunciati per episodi specifici tra i tantissimi che avete ricostruito? Esatto. Ora, vedete, ogni tanto noi parliamo di ingegneria giuridica e parliamo di contrasto tra quello che emerge nel corso delle investigazioni da parte degli investigatori e quello che viene sussunto dai pubblici ministeri nel tema probandum e nel loro capo di imputazione. Però voi non potete ritenere che sia neutro questo contrasto e anche cavarvela semplicemente dicendo vabbè, Ofelè fa il tuo mestiere, lui fa l'investigatore e quindi il capo di imputazione lo fa il pubblico ministero che è un giurista esperto e quant'altro. No, voi dovete rimanere ai fatti che dopo anni di intercettazione, che dopo migliaia di ore di ascolto vengono, come dire, metabolizzati dal primo Orecchio tanto per fare un calambur investigativo, che riporta poi al pubblico ministero non una costruzione giuridica ma l'esito di quelle investigazioni. E non mi pare di poco momento questa considerazione. Andiamo ai flussi informativi. Io non vi farò perdere tempo con la montagna di intercettazioni che voi avete e tenterò di dare, come dire, flash su alcune delle circostanze che dovrebbero essere oggetto di prova ma che invece non sono oggetto di uno stralcio di prova. Partiamo dal capo 1, vicenda Romanais. Il PM assume, ma non prova, che uno dei metodi per investire i soldi della famiglia Senese fosse il commercio di autovetture gestite da presunti e che questo avvenisse ben prima dell'aprile del 2017.
Allora, sui rapporti pregressi rispetto al capo di imputazione non c'è uno straccio di prova. Non c'è uno straccio di prova che sia utile. E quanto all'operazione che invece viene descritta, io mi riporto a quello che hanno detto i colleghi e a quanto dirà poi successivamente Domenico Lecco. Però una cosa la vorrei fotografare e porre sotto la vostra attenzione, per chiedervi dov'è la prova dell'elemento rappresentativo del dolo da parte di Michele Senese. A me non pare che in nessuna delle intercettazioni carcerarie, questo è un paese dove si finisce in carcere e dunque è per alcuni soggetti legittimato il grande orecchio per tutta la loro esistenza, però a me non pare che in nessuna delle intercettazioni si parli di questa specifica operazione. Al massimo quello che si veicola a Michele Senese è il fatto che tal Presutti sia stato arrestato. Basta. Come si fa, partendo da questo, ad afferire un concorso di Michele Senese? Ammesso e non concesso che si trattasse di un'operazione di autoriciclaggio, cosa che dopo le discussioni dei colleghi che mi hanno preceduto io francamente obiettivamente non riesco a ravvederlo. Invoco a corredo della mia opinione la testimonianza proprio del maresciallo Orecchio, che esamina le captazioni e denuncia solamente Presutti e Vincenzo, ma certamente non Michele. Foglio 114, udienza del 17 marzo. Chi avete denunciato per questa vicenda? Questa la domanda è la sua, Presidente. Ma tanto lei, io mi inserisco, faccio sua per suo aiuto, ma tanto lei su questo è brevissimo, dovrebbe essere la pagina 5 della vostra informativa. Lei parla del capo di imputazione, quello nostro, il vostro dovrebbe essere 3. Testa e orecchio. Ok, noi denunciamo Vincenzo Senese e Presutti Alessandro. Noi denunciamo Vincenzo Senese e Presutti Alessandro. E c'è bisogno che ci affanniamo nel vuoto probatorio a dire perché la prova da questo punto di vista su questa questione non c'è. Quindi questo lo metto da parte come capo di imputazione. E vengo ai rapporti usurari e di investimento di risorse intrattenuti tra Vincenzo Senese e Barretta Massimiliano. Mi pare che anche su questo ci sia un dato cronologico che è fondamentale. Io tenterò di dimostrarvi rapidissimamente, che seguendo proprio il filo del flusso informativo che è stato veicolato, incrociandolo con i fatti che sono emersi a dibattimento, emerge la totale estraneità di Michele Senese dai singoli fatti di reato che gli sono contestati. Sempre ammesso e non concesso che possano essere ritenuti sussistenti, perché, me l'hanno già spiegato, anche la materialità delle contestazioni ascritte in concorso a Michele Senese e Vincenzo Senese è ad essere in discussione. Allora, intanto partiamo da un materiale intercettivo, che è un materiale intercettivo come al solito sterminato, che si propaga nel tempo per anni e anni e anni e che è anche di faticosa consultazione. Allora però, mai e poi mai, rispetto a questi rapporti usurari, investimento di risorse intrattenuti da Vincenzo Senese e Barretta Massimiliano, si mette a parte Michele Senese nel dettaglio. Mai e poi mai si indicano cifre, tassi, modalità di investimento, tempi di restituzione dei capitali. E a questo si deve, c'è la prova del 9, c'è la prova corrispondente. Mentre non gli dai i dettagli, che sarebbero dettagli incriminanti, mi scusi, però c'è... Mi interrompo, Presidente? Sì. Dimmi tu, andiamo avanti. Vabbè. Prego, avvocato. Dicevo, le informazioni, il flusso informativo è un flusso informativo assolutamente, superficiale da questo punto di vista.
E le reazioni di Michele Senese in carcere sono reazioni, diciamo, costanti, nel senso che è contento che il figlio se ne vada da un determinato contesto territoriale e si ponga a riparo anche dalle iniziative dell'attività giudiziaria e lo faccia in un settore di attività che è quello del settore dell'abbigliamento, tanto di papa che di Barretta, che è un settore, come dire, che lo dovrebbe porre al riparo da brutte sorprese. Attenzione, quanto all'aspetto, come dire, che il lavoro di Vincenzo si appunti su settori di attività che vengono finanziate con tassi o mutui usurari, questo è importante perché questo è quello che, come dire, riempie di contenuto anche l'accusa. C'è una totale carenza di informazioni che vengono individuate dalla Procura della Repubblica, che dovrebbero dimostrare che Michele Senese sarebbe, se è avvenuto, a parte e condividerebbe e anzi promuoverebbe il finanziamento a tassi usurari di qualcuno. Non solo non c'è questo, ma c'è anche la prova provata attraverso la consueta monitorizzazione delle intercettazioni, e lo vedremo proprio a proposito di un ambientale che è centrale in questo processo, quella del 30 settembre 2017, che è Michele Senese, anche quando parla con la moglie, quello che dice, come dire, difendendo anche il figlio, che è un uomo fatto, fa di testa sua, e assume iniziative al di là del placet paterno. Ma insomma il flusso informativo che raggiunge Michele Senese è un flusso informativo che comunque si situa a valle, dico a valle, del finanziamento pari integralmente a 200.000 euro che viene fatto a Barretta. Fino a quel momento e anche dopo quel momento che ci sia una frazione di informazione, che ci sia una frazione di fatto conosciuto anteriormente da Michele Senese, è totalmente escluso dal materiale intercettivo della Procura della Repubblica. Attenzione, con un lapsus che è freudiano, anche la pubblica accusa nella sua requisitoria quanto a questa frazione della condotta dice che Michele Senese avrebbe avallato ex post le iniziative e le decisioni del figlio. Però se l'italiano ha un senso, e io penso che noi che siamo protagonisti dei processi lo utilizziamo come un'arma impropria, quindi facciamo attenzione, pesiamo le parole prima di utilizzarle, quando anche il pubblico ministero ritenesse o volesse farvi ritenere che diciamo Vincenzo Senese avesse mutuato stilemi e comportamenti, per così dire, appresi dal padre, beh, è pacifico che l'avallo che si sarebbe dato alle attività del figlio sarebbe un avallo successivo alle condotte che possono colorare un fatto di reato. Sarebbe inevitabilmente un post factum. Attenzione, quello che noi sappiamo, quantomeno per quel che riguarda le interazioni familiari che vengono fatte con il figlio, anche la madre imputata pure lei, ahimè, con una logica che è una logica da diciamo azzeramento dei rapporti familiari, e poi ne parliamo quando ne parliamo di Raffaella Gaglione, esprime da sempre
sempre la sua contrarietà a che si abbiano semplicemente rapporti con questo Barretti. E Vincenzo Senese fa di testa sua. E se c'è qualche frazione di intercettazione che riguarda questo spezzone temporale, è quello in cui Michele Senese rammonisce la moglie, gli dice, tutto contento che il figlio se ne possa andare in altri luoghi che ritiene più tranquilli dal suo punto di vista, nel senso che non c'è un faro acceso H24 come nel Truman Show, da qualche parte a lavorare. Ma questo spaccato è uno spaccato di dinamiche familiari, non di un clan mafioso come si vorrebbe invece ricostruire. Questo spaccato è quello per cui pure nel momento, e solo nel momento in cui la madre sostanzialmente si lamenta di quello che sta succedendo, il padre che sta in prigione e che è all'oscuro di molte delle minuzie e dei particolari, sostanzialmente gli dice: nostro figlio ha 40 anni, lasciamolo fare quel che può fare. Attenzione, voi sapete una prova del nome di quello che vi sto dicendo io, perché quando voi trovate, non ve lo dovete dimenticare, il maresciallo Vecchio, il nomina assunto conseguenza Re, non ve lo dovete dimenticare che il maresciallo Orecchio monitora tutte le conversazioni tra costoro, e quando ci arriva non lo denuncia Michele Senese per il concorso degli specifici reati, attenzione, perché sa che nulla può essere utilizzato da questo punto di vista, nonostante il Truman Show a cui noi abbiamo fatto il callo con le intercettazioni H24 nelle carceri, nei colloqui carcerari e quant'altro. Non lo denunciano mica per il concorso dei reati attribuiti al figlio. E guardate, qua c'è una cosa comica, c'è una cosa quasi comica, anzi, involontariamente comica. Perché vedete, nell'assenza totale di prove dirette, anche desumibili dalle intercettazioni, nell'assenza totale di prove che rifluiscano a Michele Senese la informazione dettagliata su certe circostanze e su certi rapporti e non la superficialità delle cose, per dimostrare il teorema che invece Michele Senese sa tutto e c'è uno scambio informativo che magari ha anche altri flussi informativi che sono flussi informativi legali, visto e considerato che quando analizza le intercettazioni ambientali che si fanno in carcere, come nel Truman Show a cui ci ha abituato l'attività giudiziaria di questi anni, sono costretti inevitabilmente a dire che da quei colloqui carcerari con Michele Senese non se ne trae molto, e quindi sono costretti a dire: ma sicuramente ci sarà un flusso informativo, perché strumentalizzano la vicenda del famoso scambio delle scarpe del 21 luglio del 2017. Attenzione, diciamo, in un processo penale l'elemento è folcloristico, dice sì, è vero che parlano di questa cosa, non è che parlano e straparlano, quindi non è un tema che nascondono, però chissà che si potranno dire quando c'è il famoso episodio dello scambio delle scarpe, molto folcloristico, e utilizzato dai PM per dimostrare che c'è una scambio informativo. La spiegazione che è stata data è molto più banale, cioè gli facevano entrare un X di capi di vestiario e l'Y era, diciamo, stato integrato da questo. Però insomma l'argomentazione è suggestiva, vediamo se l'abbiamo scandagliata per bene. Avvocato Spigherelli, l'azione probatoria dicendo non si sono scambiati scarpe ma anche informazioni rispetto a un determinato tema, se poi non offre. mi scusi Avvocato Spigherelli, facciamo una breve pausa, Come no? scusi tanto, e poi ritorniamo al tema delle scarpe. Vabbè, come volete.
Sì, va bene, grazie.